Auspician a Le Parey Lafare, Riboiro SRL, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. Buonasera a tutti, benvenuti a Le Parey Lafare, la programación de la familia piemontesa Adolfo Baralde Gambalunga, desde aquí, desde Freire, Córdoba, en la República Argentina, hoy con el programa 178 Edalu Yucaban. ¿Cómo te va, Paulín? ¿Cómo va, Paulín? ¿Cómo está tutta nostra cara audiencia? Come la ditti, la battuta tacun numer stante. Proprio Parey. La Fare, como decimos siempre, es venir a chacharar un poco en Piemonte. Por ahí el argumento, alle belle anche, perché mica tan prenduma qualcosa, Che cerca una trova, Che cerca una trova è sempre incercante in tante cose, tante belle cose che, come dici, sempre a non prende. Sempre non prende. Paulín, como siempre, entrar y agradecer a toda la gente, agradecer como siempre a toda la gente que comparte nuestra programación, que le pone me gusta y también en los comentarios, Pablito. I commento a fanco sua parte, perché dai commentari sempre in roba buona da gavè. Proprio Parey. Entonces no me hace un poco de pastis, una gota de día, pianta lì fe pastis, dejar de hacer pastis. Pachucuma un poco. Hoy nos vamos a hablar de un tema por ahí que en los primeros tiempos fue algo realmente esencial. Los primeros inmigrantes que llegaron a la Argentina, a la Pampa Gringa, aquí donde estamos nosotros, fue algo prácticamente esencial que tuvieron que hacer para poder vivir. Los ladrillos, hacerse el barro para hacerse los ladrillos para las casas, Paulino. Come a dire avevo prima che facevo, tanti ero proprio in gamba per fe, direi che apprendivo mentre che facevo, ma una roba che toccava che la fai su tu. Sí, propiamente, Así que hoy vamos a hablar un poquito de los ladrillos, el sistema, cómo se hace, un poquito los ladrillos, cómo hay que hacerlo, qué hay que hacer, cómo se apilan, qué hay que hacer en horno, cómo hay que quemarlo, tutta clafare lì, Sabían que muy Benesín in Castilla, insomma, la fabricación de los ladrillos. Proprio Parey. Il piemontesismo madurà la medesima parola piemontesà, ma la gente grande di Calambruga memoria raccordo ben e lo sanno talmente noi che il ladrillo veramente in piemontese si chiama el mun. Y muy I mun se sono bene. Invece Belesì, acá lo piemontesamos enseguida, le pusimos el ladrillo. Una mesa testa al ladrillo. Proprio Parey. Sabemos que i ladrillo sono i mun. Así que bueno, Paulín, come se fece a preparare un po' per fece una casota, un chabot, Per fece il posto fichesse sotto, come facevano questi immigranti quando arrivavano dalla Gira dall'Italia. All'Italia. Prima di sperimentare sarne un po' che sia buona, che sia nera, che non abbia pazzavia e sanazza arena che sia ben poca. Allora sì. Più savia, meno qualità l'hanno i mun. Así que más arena tiene, menos de calidad salen los ladrillos. La terra diventa che sia nera. Negra. La terra nera, Más Parey. sopra un boom diventa ferro terra nera. Bien, Paulín. Así que el ladrillo en Piemonte, el ladrillo nuovo. Fin a uno, lo madorato, ma dal dire anche avanti, il ladrillo. Le parole piemontesi. No, le parole non parla niente. non parla niente. Lì, come si chiama? Che il post lì per, diciamo, para perfecto que el mesté sí, que el trabajo sí. Lo que acá normalmente le decían el cortadero de ladrillo. A dis que venta di el forno di mun, el horno de los ladrillos. El horno de los ladrillos. El horno de los ladrillos. Andati. Preparé varias cosas, diciamo, para prima taché a fei mun, antes de empezar a hacer los ladrillos, preparé una bella quantità di cose. Lo prima che il taffè, alle, che tocca tare, spianello bin,
con una macca tendenza perché scuola leva, come lo che bene segna te chiamuma la cancha della boccia, se dice la cancha della boccia, la cancha, come sería? Boccia, sería el campo. Sí, dice la pista. La pista. La pista, che alle con Castillo è in piemontese. Anche in Montes per Codurese. Piemontese la parola pista. Direi che per Parma la pista, perché anche dopo Tayuma y Mun, en lì a Sue, digamos, para, cuando lo cortemos los ladrillos hay que ponerlos ahí a secar. Y dopo, Paulín, entonces preparé el pisadero, el famoso pisadero, Paulín. Che sarebbe il posto in che pistavo la fruta. Claro, la terra con addeva. Da bottiglie di Paolin. Se mi ve lo dite doma pe un pisadero per preparet mun, per fabricat mun. Come sta felo di Zuma per Insomma, sarà varie forme, pelo, varie misure, proprio ma in che sia una misura mesa, Standard. È standard. A Pisanero, il Pisanero nostro, mi è l'unico nome che più di trovi in piemontese è il pacciò. Il pacciò che è la pauta. Il pacciò che è la pauta. Se passa, come diciamo sempre, anticomentare sicuramente non prende proprio la giusta, Dove c'è per lo poco che mi l'hai più in formea è il pacciò che è la pauta. Dice che el posto entre pachuqué la pauta, lì, entre trabajé la pauta, donde vas a trabajar la tierra, que es el barro, la pauta, mentre che sia un po' 30-40 centimetri più o meno profondo, per 7 metri e lungo. Así que 30-40 centímetros de hondo por 7 metros. Por 7 metri. Dice che lì, aquel pus lì, a tampa lì, y faccio lo che noi diciamo l'ormigón, il pavimento, come dice il piso, Che lì, e di ahí lo lasciavo ma che stai parei. Lo lasciavo ma parei come contento. Lo lì sarebbe bello, perché se dopo quando finisce di avere la pauta, che è tutta la pacciarina che fa l'indrinta di Zuma, a vista pulita. E allora no, sarebbe tanto più ordinato. Tanto più meglio. In maniera che facevo il pavimento, il piso come diciamo noi, e di etica lo lasciavo ste ma che terra. Ma che terra. E che primi tempi, Paolin, con cosa portavo la terra andrinta il pacciò che lì, Era palla meccanica. Non stava la palla meccanica, La gente che faceva che il lavoro lì, lo che più durava, prima l'avranno durata la carta, e se tienes un po' pipín attrezzato, avevo il tumbarel, il tumbero in Castilla, il tumbarel. Lì la via, le rue più alte, che quasi sempre era un cavallo, un sul cavallo, quasi sempre, e dopo quando trovavi lì che era già a Cariese, era tutta a mano sul tumbarello. Dopo lo portavi, andavi a impondare e dopo lì accampava, aveva per dare. Dice che più o meno un tumbarello ha caricato 1 metro quadro di terra, più o meno. 1 metro quadrato di terra cargava il tumbero. Sì. Per completezza tampa lì che lì che Romadì ventava, ventria, ventavo, facevo parei, buttavo 20 tumbarlat terra da mettere. Así que 20 metros de tierra. Sì. 3 tumbarlat druja. La druja che sarebbe il lavoro, la paia, busa, dressura del bosco. Lo buttavo tutto lì, lo catturavo e dopo lo inondavo. A te, vai vedeva a te, Paolino. Diciamo, parai, l'umpinisse se deva bin impini, non delo. Non delo. Non delo. Sapistello di Zuma Parai. Lo piste 6 ore, più o meno, da intorno a 6 ore, e mentre che se si incammina a piste e ti è giunto se ancora tratto un barlat pi e druja. Así que lo llenás, le pones la paja, le pones lo que encontrés ahí cerca de donde estás trabajando, lo inundás con el agua y lo empezás a pisar. Pauli, in i primi tempi, che faceva che il mestiere sì, era pistà per i cavalli. Pistà per i cavalli, sì. Estaba pisado por los caballos. Con el tempo, a la rúa lì, che va a
mentre che a gira a rotundo, diciamo, parai, a vira da 30 per fuera, parai a pista tu. A pista de apertura. El sistema, tiene un sistema, la rueda, que pisa el barro, que se gira desde adentro hacia afuera para ir pisando parejito todo il barro, Paolino. Che conti i primi te, carrua lì, la facevo tirare di cavalli. Di cavallo, sì. Ora che andì a No. il trattore. Sopra il Ah, trattore. sopra il Sì. Paolino, è una cosa che mi scordo mi perché niente la vio lì, nostro amico Oscar Cerda, tan conosciuto sì, in fraile, per la buona qualità che faceva, che buttava la paia dal lin, Paolito, la pacca del lino, Se la paglia dell'Ina era tan dura perché sì. tan dura, di scalera fino al più buon che era per lui, Anche lì sicuramente l'avranno avuto a te un'altra roba al posto, perché l'Ina è papì. L'uva papiristo. È papì l'Ina e il mondo stanno ancora, ma sicuramente l'hanno avuto in cambio. Sí, los campos, por ahí, para los más grandes, quienes recuerdan, los campos florecidos de lino celeste, que eran extraordinarios, a la vista del hombre, Ha fatto bello il paesaggio. pique, bel. Paulín, diciamo per lei, che lo piste, ne byttes un po' drusa, se lo dobres, subit, vía. Se lo dobres pa, digamos así, vos lo usaste, y si no lo usaste por un par de días, ¿te sigue sirviendo o l'has da fare il travagliuccio lì? Se lo fai prima 3 dì, ben, non fa fare niente. Sì. Tu la passo di 3 dì senza non te vedeva. Mentre gente Sì, vedeva, sì. e pistello un po' torna. Te lo un po' torna. Bene. Paolin, una tres che minca tanto anche anduma lì per la corte e dalla gente, aveduma ancora qualcuno lì starma con le piante endrinte. Cuando por ahí vamos a los patios de la gente, por ahí vemos alguna. La carata, la carretilla de los ladrilleros, Paulín. Perché lì una panna tres come lì che l'uma ora è tola, Era tutto il posto. Fino alla rua al bosco, Fino alla rua al posto. tutto il bosco proprio. E magari un po' più grossa che l'auto Sì, normale. sì. Sì, in hai ancora per lì. In hai Sì. ancora per lì che non trovo per lì a vecchia. Bene, la carata diciamo che è un picco importante. E dopo alla fine manca mai di attrice, diciamo per lei, per lavorare. La rua per pistè, come l'has detto te, Sì. il trattore sicuramente, anche I cavalli. poi i cavalli, Sì. tutte due cose sono un da tre. Lo che noi in Castilla diciamo lo molde, la forma, forme, per dire forme, che normalmente sono nel bosco. Sì. Se di scatura, di scatura in linea e codi ai materiali, Sicuramente assume metalli. sì, sì, però il più normale, il più tradizionale era una forma, il bosco e la madera, come diciamo noi, Sì. di algarrobo, il bosco ed algarrobo. Así que, Luli, ti lo taglias, diciamo, il mon, cortas el ladrillo, que metes la forma con la taulina, prima tu metes la taulina, la bagnas en 30 lì, perché la carta alla via con un post che la via deva lì davanti, Parei che ti bagnaves la taulina lì, la buttaves, dopo bagnaves, torna la forma lì, el molde, digamos así, lo ponías arriba de la tablita, piavas un poco, que el trabajo lì facía tutta a mano, Paulino. Sì, tutta mano. Diciamo, per ahí. Piaves, diciamo, per ahí un poco pauta, un poco de barro, lo ponías en cada molde, dopo los tirabas un po', e dopo pasabas mincatán, un toquetín, el bosque, una reglita de madera, mincatán, lo sacañabas un po' perché stai sapendo e después ibas a desmoldarlo, lo campaves, lo virabas, Questa casa di forme. que desta queixa diforme en lo que antes llamamos la pista, Sì. Así que e dopo gavabes la taulina lì, gavabes la forma e stava fai, e già era fai il mon, Paolino. Ti dici che i due lo facevano la medesima carretta? Lo fazies lì, la carretta, E in Aieco dicono che di già la tavola. la circa l'impunta Sì. poi saguiato Sì. Sì. perché abbiamo magari chi ha preso la moda e le sempre
Sicuramente estaria bene Luke Tagliera anche al momento lì per bene, parte l'aveva tutti a Già Luca la- Lavio. Mi siempre pienso, Paulín Nafare, yo siempre pienso una cosa. Los inmigrantes piemonteses cuando llegaron, está bien, se hicieron todo lo que es los ladrillos y todas estas cosas, se la ingeniaron, pero se la tuvieron que ingeniar para el agua, porque acá recordemos que estamos lejos de todo y había que sacar el agua. ¿Cómo habrán sabido nuestros amigos piemonteses, cuando vinieron, dónde había agua buena? Porque normalmente se busca en el bajo, eh? Sì, L'ala pendenza la terra, vele lì a fare il partito perché gli è deva buona. perché es disco che per il moon se ti fai un deo a buon a sortu meglio, A sortu meglio. E alle come dice sti, senza sapere niente, cercavo la base. Andavo per bus la base. Per una cosa che summa belesica, l'uno vive in campagna, sa uma, che i cap la campagna sono sempre la parte bassa del campo. Come era fa il mese per ne leva né venire, facevo la cante che era deva buona. E dopo una cosa, Paulino, era pa antiguo per fare il partito, me gustaría hacerlo a pala, Había que hacer el pozo a pala hasta llegar al agua para poder sacar el agua. E che leva tante volte belesi in la zona nostra di scaramontare un po', però era ben antico. Bien antigo. Bien antigo. Sì. Parece que Paulín, vai de di enta la seie sue, belle lì, diciamo, parai un pian en la pista. La pista che dice che 26 ste lì a Suve come dice sti dipende un po' dalla stagione. Ah, la stagione. Dice che in tempo d'estate da 6 a 7 pure. Ah, E in tempo d'inverno arriva fino ai 3 3 di. 3. Andati. Dipende un po' dalla stagione, come fugna il clima, 26 e 7. E se ven la Piero Paulino e fa niente, non t'acquatelli, diciamo. No, se viene la piova, tu cacquatei. Se no, ti Sì, sì, perché sennò te sta terra lì che sta, a se spriso tutto. Sì. Paulino, da lì, andà in pileie, Prima bruseie, per fare il forno, diciamo, parei, andà in pileie. Si appila de raffa, come si dice in pilelo ad raffa? Percutel. Percutel. Proprio come dicevano sti loro, percutel. Por cuchillo sería en testino. E si applica a 45 gradi. Proprio, 10 a 45 gradi. En espiga a 45 grados. Te vas con una fila para la derecha, otra fila a la izquierda de 45 grados. Entonces el aire va corriendo entre la pila y se van secando los ladrillos, Paulín. Vedi l'inca pila lì, che il pilot lì venta la lo ste desdi, Desde. più o meno. Así que 10 días dejarlos ahí en la pila para que ventile. La pila lì, insomma, parai, Paulín, es quasi sempre all'era sempre sotto il ciappe. Sì. Niente di insomma il ciappe zinc, Sì. che le papili Sotto il zinc, sotto i tolle zinc. sotto i tolle zinc, Sì. perché niente belle sì sotto i ciappe zinc. E chi calaria pana tetogna, parai, una ramada, parai, y cuataba con nylon. Ma quasi sempre lì sgrissa su. Sì, quasi sempre. Perché se pioveva o fece qualcosa, sempre era, diciamo, parei resguardato. Sì. Sì. Paulín, ¿cómo hacer un po' il forno? Empezamos a hacer el horno. Ti pies y mu, caries, parai, tacas en pileie. Torna, un'altra volta. Un'altra volta. E lui, Fai San Martin dai Munti. il San Martin dei Mu. E lui dal forno come piace a te. E largo come piace a te. E largo, che sarebbe l'angio, 5 metri. 5 metri. 5 metri. Bien. Enta feie, diciamo, parai, la bocca, lo che bene si diciamo, feie la bocca per mettere dopo il boss, per Bruselo, Che buca lì, vanta la sella ste, minca 4.500 boom più o meno, Più o meno. Así que entre 4, más o menos, una boca cada 4.500 ladrillos. 4.500, 5.000 boom, una roba parecchia entra la sestena buca. Bien. La buca lì attraversa da una parte all'altra. Sempre i buche attraverso il pilot lì da levante a ponente, de este a oeste. De este a oeste. ¿No sarà per i vent, Paulín? Alle per i venti.
Andati. alle prime. E poi dopo, secondo dalla parte sia il vento, che stupesina, Ah, la tappava una sì, stupesina che le stupum lì normalmente le pauta, el sì. barro, e dall'altra punta a svisca il fe. Haz visca el A fe. svisca il fe. Así que haces el horno, lo haces en el sentido que quieras, pero las bocas que pasan de lado a lado para ponerle después la leña para quemar los ladrillos, siempre de este a oeste. ¿Por qué? Por el sentido de los vientos. Entonces después vas tapando una boca o la otra, depende del viento, y ahí le metes el fuego. Per esempio, forno, Sí, la quantità non si che guarda, sí. scainava più o meno 15.000 kg di bosco. 15.000 kilos de leña. Una bella carica, ¿no, Rulín? E ti sai a che temperatura arriva, a che temperatura brisa? Hasta que sea bastante alta, porque si no. È quasi come l'inferno. Sí. 800 gradi. 800 grados, ahí es más o menos la temperatura que va quemando el horno, Paolino. Ma prima di schiello di Suma Parai, perché ti te butti tutti i mu Parai, bin buttà, e dopo andare di Suma Parai, lo che acá le decíamos, revocarlo por fuera, andare Sì. via una copertina fuori. Io travaglio giù. Ah, ma doi. 20.000 euro, Sì. e dopo lo placco parai con lo buco parai con Sì. il coso, con il pauta. Con una espalda. Así que después tenés que revocarlo con barro por Con fuera. barro, sì. Árdati. Paulín, sulla parte da encima di Zuma Parai, tu lasci Mac Parai di là, No, un tacco fe entrava io. mentre che entrava io. Ah, ma dai. È un biglietto, e dalla parte giù diventa fare una copertura, Sì. che si fa con due file, due corsi, e il mondo attraverso, Sì. ma senza dero, la tiro remoto, come insomma, Ah. senza il placchero, senza niente, Perché accerta la cauda. respira. Porque acierta la cauda Sí, encima, sí. Así ese tipo chimenea, digamos. Al revocarlo vos con barro, y paja por fuera, ¿qué haces? Le haces el fuego abajo y haces como si fuera la chimenea. Obligado el fuego y el humo ahí para arriba. Ahí para. Una bella. Paulina, Unica, una bella tecnica abbastanza antica. Paulina, una cosa che tante volte l'uomo annufia, e mi con el back calai, di sua parei, ¿cuántas veces habremos olido lo más grande cuando se daba vuelta el viento, el olor del cortadero de ladrillo? sì, ¿Eh? sì. Que es un olor tanto especial, digamos así, ¿no? No hay otro olor igual a ese, ¿eh? Alle proprio l'odore dal fondo dai mondi. El del Furdaimun. Paulín, qualche asduma conta que imun asun ya que, digamos, cuando nos damos cuenta que el horno ya están listos los ladrillos. Insomma, per che venta del trabajo per finì, Sí, dopo il trabajo per finì, da una volta che l'ha sviscato, fin tanto che una certa papì net film e neanche ad odore. ándate. Lì, Sì. con trabajo è arrivato. Sicuramente la gente che faceva calmestesi sabia già, Bruxelles, d'un 3D o una smana o una vez, sicuramente l'ulia dipende un po', diciamo, per la quantità di moon che ti va a Bruxelles. Sì, sicuramente, sicuramente. Ma lì la gente sapeva già fino a quando andasi a fare per Bruxelles, diciamo, E bisogna usare il bosco che faceva da manca, Facía da che mano. faceva da mano. Así que el ladrillo está listo cuando no sale más humo y no se siente más olor. Quando ti arrivi sa che il pon lì, dopo venta pure fare una cosa, che è già più semplice, venta stufare i due buchi e lascia se stai lì Para que se enfríe. masa che si sfrega. Que se enfríe. Así que tenés que tapar después y para que dejarlo ahí que se enfríe. Paulín, no fare che veduman pure il Dylan Kay, qualche varduma anaria y te que tienen las alfajías y tra un pichit di suma parai vos con las tejuelas. ¿Cómo se llaman las tejuelas? La tejuela nostra piemontese idea che la con d'un trenò, però il più normale la tavera. La tabela. La tabela. No era cot cuñón tabela. Sì, 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 Paulín, diciamo parai, a traballar, ¿cómo arranjaba la gente a traballar
por ejemplo, yo quiero tener un cortadero, instalando un cortadero de ladrillo por ahí, ¿no es cierto? Eh, come ti arrangiavi con quel lì che, insomma, pare che andasia si cavava la terra, perché l'era pas una cosa tan facile, andasia si cavava la terra buona da lì, da giù, insomma, pare, né? Nessuno parece, io tu era. Se ti tendesies a tancar per nou, Cioè, che l'auto così che ti tendessi a lavorare, perché cioè, andavi lì, cioè, ti toccava che ti dessi il 2%, 2% lo che produresti. así que tenés que darle el 12%, normalmente la arreglo así, el 12% de la producción del horno se la tenía que dar al dueño del campo compensando la tierra. Sì, ¿Eh? il posto che sia, perché la Cina che non è mai stata là, No, parente, cioè, è una fabbrica che sì. cioè, Paolín, e operare sicuramente la paga all'era per la quantità munca farrione, eh? Sì, sì, dice che era una lei che stabiliva il prezzo, Guarda, sì, pagava lo che diceva la lei cioè, e in tanto per il lavoro. guardati, quindi una bene sì, bisogna parlare della pampa gringa e una misa contava sempre, nostro amico Serra nos contava che all'eran post trabalho per i, diciamo, para los empleados golondrina, eh? Per la gente andasia cercando il lavoro, sai? Canta trabajo, propio para ahí. A muchas veces por ahí la gente venía y tenía que irse a buscar, digamos así, los familiares, los parientes, por ahí que quedaba lejos, bajaban del tren y uno de los trabajos que tenían como oferta laboral en ese momento era el cortadero de ladrillo. Quedaban una semana a lo mejor cortando ladrillos, hacían unos pesitos y se iban, porque sabían que el cortadero de ladrillo tenía siempre trabajo, Sempre, sempre. el 365 días al año. Así que cuando se bajaban del tren y por ahí estaban escasos de plata, lo primero que buscaba esta gente eran los cortaderos de ladrillo. Hacían una changa, come diciamo a Parai, Il lavoro che sul tempo, in principio, era il 100% della costruzione fatta con il mondo a parere. carità. I blu esistivano? No, 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 era tutto no, parere. no, cioè, Sì. E dopo dice che torna un po' il discorso che quando arrivavano sti nono, che arrivavano sì, con tutta l'immigrazione, con una mano davanti e l'altra davanti. No, sempre in era qui dentro, un po' svic. sabia un po' di andare da qua all'altra, Cioè, un tempo belecido, un là e facevi il mondo perché la gente sfeisa la casa, sfeisa la casa. sfeisa la casa in campagna. Paulín, velocemente ocurre una cosa porque insomma ya es quasi arrivare alla fine. ¿Cómo se dice la mesa testa ad mule, el escombro del ladrillo? Guarda, l'escudo del ladrillo e in è tanti che dicono il In Munam, Munam, e in epoca il due entre il Piemonte che dicono Muniera. Muniera, Munam o Muniera, sono lo che noi normalmente diciamo l'escombro. el Il escombro. mese testa, te dolete. Cioè, campagna mesa testa ad ladrillo, si dice. Paulín, questo sì, finoma. Que lì que trabajaba, el operario, digamos así, del horno, de hacer los ladrillos. ¿Cómo se llamaba ese operario? Era el ladrillero. Il ladrillero per noi in Castiglia, in piemontese, loro in piemontese là dicono il furnace. El furnace. Il furnace. Sarebbe l'uomo che ha l'incarico, comandante, Al comandante. Comandante. Guida, que le trabajucho, que pa tan fácil, No, es mia che le manca il lavoro che fa con terra, però venta sapere, venta sapere il punto, venta bittere le giusta, come tutti i lavori. Come tutti i trabajucho, al suo segreto. Sì, sì. Paulín, lu ma fai un po' che pastillo, ma fai un po' che pauta, un po' che swim, Fino a fare il mondo, fai ti muove, proprio per Sì. eh? Mentre ora che con tutta l'informazione sì che l'uno studiasse, mandai so fare il lavoro lì, adesso su mandando. Serve, Se l'avrei fatto. se l'avrai fatto nel mondo. E diciamo, Paulín, diciamo, parei quando ero piccecini, sai fatti, ma tanta gente, cuando era chico, tenía un poco de alma de ladrillero, porque hacíamos la bolita per Chapet Pasarot. Sì. Facevo i balini e cite per Chapet Pasarot. Dopo
e si armava lì in l'ombra perché se scappavi su pa e dopo Quando seccavo mi si udere proprio. per ciappet passare e con l'ombra per mangiare come te rischi. Perché lo fa fare lui, Sì, sì, sì. Ti sai che parlando torno di Moon, quando facevo una volta, avevo qua misure, ma tante regole, No. facevo parei come pedivo, quando io andavo a sblena qua, per lì, che in campagna, una caca sta verde, Non ne so. e credo che per esempio l'Argentina, sti amici piemontesi, la misura non parei standard, la misura standard, sai pa come rango alle da 30 che di scalare interne, 28. una roba parei e lungo 15 là per 7 ed out. Dauto. O 15%. 30 per 15%. E dopo pure sono piccini, sono un po' piccini, ora tutta un'altra roba, ma prima era qualcuno anche nel dire che le cale ero proprio Il Mirai quasi io due moon per fronte con l'auto 60 sulta. 60 centimetri ero le miraie e abitavo in tanti mire Paolin non mi sono fuori di mu ma seguito ma con la ciaciara abitavo 30 e ancora in dritta abitavo Edmund che ero qua bruciato le ponía ladrillos crudo nel medio pare che distava una cosa dalla squadra di 80 centimetri a metro Io per una muovi, una roba ben forte. per lui che se ti guardi tutte le campagne Paolin sono ancora all'anno passato più 100 anni e sono ancora Sì, perché dopo sulta come Cimane, come Pere, come Daira, con tutto lì, niente, No. un mondo Da sulta. La fortaleza, il forte lo da giù come l'arco dal coso, dal la fondamento. squadra è sempre una muraglia entre il messa della casa Ben rinforzato. bin e dopo abitavo Sì. tutto il trauma e tolle lì e fin out Sì, fresche perché si offre perché si con le tolle zin di una parete e sotto abitavo i tavele Sì. la tejuela Sì. come acá le chiamiamo dopo un dario già la drema e la giù in cima un po' più. Un po'. Ahí era para Alle él. parare da fare Paolino. Ale para él. Así que bueno, llegamos al final de la programación de Ale para ir a Fare. Espero que les haya gustado el día de hoy, Chacharuma. La Fare sempre le chacharé un po'. È sempre in un argomento difficile, lo dico, fa sua investigazione. Mi encanta Billardum un po', e come da ringraziare a nostro amico Oscar Cerda, che ora le camica vivo la giù a Balnearia. Sì. Farei che tante grazie per tutta l'informazione che la dane. Se dico well, Paolino sarà fino alla settimana che viene. Sarà fino alla settimana che viene quando il Numa torna sì a battere il taccuno. Se sentoma, ciao. Ciao a tutti, ciao. Auspician Ale Parei La Fare, Riboiro SRL, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe.